Quarta corsa da Bologna, il miglio riservato a soggetti di categoria EF. Sono in 7 dopo il ritiro di Bluez, 1 Bora alla Torre, 2 All About B, 3 Discovery Mail, 4 Vortice Leo, 5 dell'Alba, 6 Casanova Adri, in seconda linea 8 Doritos B. Favori per All About B, Doritos B il controfavorito. In partenza lottano All About B con all'esterno Discovery Mail che insiste, attacca, si avvantaggia e passa a condurre sulla piegata. Più indietro c'è Bora alla Torre che precede Vortice Leo e gli altri. Intanto primi 200 in 13,6 da parte numero di 5 dell'Alba, Discovery squalificato. Mail, che guida seguito da All About B, 400 iniziali che se ne vanno in 29,1. Natura sostenuta con Vortice Leo che risale trascinandosi Doritos B, poi anche Casanova Adri. Cerca di avanzare in coda c'è Bora alla Torre. 600 iniziali in 45,4 da 1,15,6 per il leader Discovery Mail che continua a guidare davanti alle tribune, seguito da All About B, all'esterno Vortice Leo seguito da Doritos B, poi Bora alla Torre e Casanova Adri che è tornato in coda. 800 in 1 minuto e 5 decimi. Sempre leader Discovery Mail, All About in scia, all'esterno fino alle prime battute Vortice Leo con in schiena Doritos B, chilometro in 1,15,6. Alla corda rimane Bora alla Torre in terza posizione avanti a Casanova Adri che ha spostato all'esterno. 500 numero all'arrivo. 2 L'errore di All About B, squalificato. e così Discovery Mail in vantaggio su Vortice Leo all'esterno, alla corda Doritos B. Sempre Discovery che si mantiene in evidenza a 200 dalla conclusione. Doritos B in seconda posizione, cerca di avvicinarlo. Ultimi 150 metri di gara con Discovery Mail in vantaggio. Si prova nuovamente Doritos B. Doritos B nel finale va su Discovery e lo piega nelle battute conclusive per la gioia di Riccardo Pestatini che alza le braccia in segno di gioia per la vittoria del suo Doritos B che sul palo emerge chiaramente su Discovery Mail. Terzo posto dovrebbe essere per Vortice Leo. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Vedete Doritos B che ha i 50 conclusivi, anche meno, agguanta e batte ai 30 metri finali. Agguanta e batte Discovery Mail, mentre al terzo posto ancora Vortice Leo. Il successo dunque per l'allievo di Riccardo Pestatini che ne è anche l'allenatore e il proprietario.